Amici di Sportisili, appassionati di calcio giovanile, ben trovati al campo della Fincantieri. Oggi in campo per la giornata numero 23 del campionato regionale giovanissimi under 15, il CUS Palermo e il Ciaculli Calcio. Fallo laterale per il CUS in zona d'attacco. Randazzo anticipato per Visconti, prova a girarla, tiro che viene intercettato, attenzione alla possibilità per Marchese, palla che si perde fuori, la prima vera palla gol della partita. Sul pallone c'è Devola, arriva il fischio del direttore di gara, parte Devola, giro sul secondo palo, Faraone smanaccia e poi non riesce a intervenire Baglione, occasione. 24 sul cronometro, Randazzo sul pallone, l'arbitro fischia, parte Randazzo che cerca il primo palo, para senza problemi Pastorella. La battuta sul cuore dell'area di rigore, c'è l'uscita poi da parte di Pastorella, l'arbitro fischia, ma ghiotta palla gol qui per il CUS, entrambi a terra i giocatori. La battuta lunga, il colpo di testa a mettere fuori, poi palla che rimane in area, colpo di testa di Giaccone, quello cercato a centrare per la rovesciata da parte di Visconti, palla che si perde fuori, occasionissima qui per il CUS però. C'è il fischio dell'arbitro. Parte la battuta di Caccamo verso la porta, la parata sulla traversa, poi il palo di Zappavigna, doppia clamorosa occasione per il CUS che guadagna solo calcio d'angolo mandato ad un passo dall'1-0. Poi Fiorentino ripropone sempre per Randazzo, la palla rimane lì, Giaccone, tiro deviato, vantaggio CUS con la deviazione sul tiro di Giaccone, si sblocca all'improvviso la partita e il CUS si porta in vantaggio, mentre qui vuole sfruttare l'occasione nella battuta verso l'area di rigore. Pastorella non benissimo, è il 2-0 del CUS che raddoppia con questo calcio di punizione velenoso e c'è il gol del 2-0 all'improvviso. Qui Pastorella che ha fatto una buonissima partita incappa nell'errore, poi Fiorentino fermato da Baglione, la palla esce e per l'arbitro basta così, finisce la partita. Bella vittoria del CUS Palermo che nel secondo tempo con il tiro di Giaccone deviato e con la punizione di Randazzo alla meglio sui Ciaculli